Adesso che sente che in Ucraina c'è ancora la guerra. Mi fa pena, vorrei guardare, ma non vorrei neanche guardare perché è una roba uguale che mi è successo a me. Oggi l'Ucraina nel 1945 a San Floriano di Castelfranco, dove proprio in questi giorni un bombardamento ha cancellato 19 vite. Storie di guerra, dolore e morte che a quanto pare non riescono a cambiare l'umanità da certe bestialità. A sottolinearlo l'altra sera nella cerimonia del ricordo i nipoti e i superstiti della famiglia Gerolimetto. Che giorno è? Erano 7-8 cugine e cugini che sono andati a confessarsi. E siamo salvati per quello. Perché noi eravamo in casa, che eravamo in chiesa. Perché è caduta una bomba sulla casa? Ora che è caduto a casa e non siamo neanche più venuti a casa la sera, perché mi ha fermato. Mi ha fermato che è distrutta insomma, la nostra casa. Dovevano bombardare la ferrovia che è stata colpita la notte successiva dietro le smalterie attuali, dietro le smalterie. Sì, qua a Castelfranco. E invece hanno colpito la casa. E invece della ferrovia ha colpito la casa. Al Barba Angelo che gridava aiuto, aiuto, anche mio padre è partito di corsa e è venuto su a prestare soccorso, che dopo è tornato dopo 3 giorni. Emozione nel dolore che il tempo non cancella e che anzi l'odierna quotidianità ravviva. Quando vede queste immagini che cosa pensa, che cosa prova? Penso sempre che c'è qualcuno fuori con la testa, che non dovrebbero fare queste cose, perché la guerra fa solo danni.